Padova avrà la sua statua di donna, ormai l'iter è iniziato perché martedì scorso, durante la consueta riunione di giunta settimanale, l'assessore alla cultura del comune di Padova, Andrea Colasi, ha annunciato che è pronto il bando di avviso pubblico per le candidature dei personaggi femminili che potrebbero essere rappresentati. Si tratta di un passo in avanti molto importante per la realizzazione della statua, richiesta da molto tempo. Il bando dovrebbe essere pubblicato entro la prossima settimana sul sito ufficiale del comune di Padova, www.padovanet.it. È indirizzato ovviamente a tutte le associazioni padovane e a tutti i cittadini, alle cittadine e ai cittadini che vorranno proporre delle candidature relative ad alcune personalità femminili che loro ritenessero aver fatto, diciamo, lasciato traccia importante nella città di Padova e non solo. Conseguentemente è richiesta una breve biografia di non superiore alle 5.000 battute, che dovrà essere inviata, così come verrà indicato nel bando, alla commissione toponomastica. Il bando resterà aperto circa un mese e mezzo per raccogliere tutti i vari suggerimenti. Le candidate sono molteplici e c'è l'imbarazzo della scelta per i grandi esempi che offre Padova e il Veneto. Da Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, prima donna laureata al mondo, alla poetessa Gaspara Stampa, dalla senatrice Lina Merlina alla fisica Milla Baldo Ceolin. La commissione toponomastica procederà a definire una cinquina di candidature che verranno sottoposte al vaglio popolare, cioè saranno i padovani a decidere quale sarà la statua di donna che dovrà essere realizzata per prima. Si parla anche di un monumento dedicato alle donne vittime di violenza. L'assessore Colasio non esclude si possano realizzare 2 statue. Abbiamo già una copertura finanziaria piuttosto significativa, il sindaco mi ha messo a disposizione 100.000 euro, immagino se ne possano forse fare anche 2, ma è bene procedere con cautela. Una volta definita d'intesa con la sovrintendenza il dove e una volta stabilito con i cittadini quale personalità, procederemo ovviamente a sentire vari artisti con i loro bozzetti